Ecco la firma che tutti i padovani attendevano da anni, accordo raggiunto, il nuovo ospedale di Padova sorgerà a Padova Est. Ed è bene dire che con questa operazione si chiude una grande operazione, 2 ospedali, 900 posti letto, uno in centro per la città, quindi via Giustiniani, la parte non ospedaliera che verrà riqualificata e bonificata verrà ceduta al Comune per realizzare il Parco delle Mura e dall'altro ovviamente la realizzazione del nuovo Policlinico Universitario in Padova Est. Vuol dire avere gratuitamente tutta l'area di Padova Est e poter finalmente partire. Una grande vittoria per il governatore che ha mantenuto la promessa e il regalo di Natale per la sanità veneta è arrivato. L'accordo prevede la tanto agognata cessione gratuita da parte del comune delle aree in zona San Lazzaro dove nascerà il polo universitario. L'impegno della regione a ristrutturare e salvaguardare il presidio ospedaliero di via Giustiniani e la bonifica con successiva cessione delle aree per la realizzazione del Parco delle Mura. Vince Padova, ha detto il sindaco Giordani. Penso che per Padova sia un bel regalo, ma importantissimo, un bel regalo di Natale, anche perché significa che avrà anche un bellissimo parco, perché l'area di differenza tra i famosi 1400 che ci voleva fare a Padova Centro e i 900 vuol dire ne esce il Parco delle Mura. Dunque ci sarà il doppio polo, in totale 1800 posti letto. Inoltre la regione garantisce il mantenimento della destinazione pubblica dell'area dello IOV. L'avvio del cantiere sarà entro 3 anni e i lavori dovrebbero durare circa 8 anni. Il nuovo ospedale costerà $500 milioni, a cui si devono aggiungere quasi 200 milioni per la ristrutturazione dell'attuale polo. Per i finanziamenti 6 le strade possibili. Se il governo ci finanzia con l'articolo 20, la linea migliore è quella, ci regalano i soldi, ma che sono soldi nostri, delle nostre tasse. Poi c'è la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, Cassa Deposito e Prestiti, l'INAIL, ci siamo già mossi su questi 3 fronti, ed infine fondi propri della regione. Ogni anno noi stanziamo 50 milioni per l'ospedale di Padova. Poi c'è anche l'impegno dei privati, aggiunge Zaia, che spiega anche il futuro del Sant'Antonio, che almeno per i prossimi 8 anni rimarrà nel sito attuale pienamente funzionante.